Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic. Il fratello Sergio attacca il tecnico dell'obitorio. Un fantoccio pericoloso. Va allontanato subito. Si fa sempre più acceso e drammatico il confronto tra la famiglia di Liliana Resinovic e coloro che, a vario titolo, hanno preso parte alle delicate fasi delle indagini sulla misteriosa morte della donna triestina, scomparsa a fine dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. A scatenare la furia di Sergio Resinovic, fratello della vittima, sono state le recenti dichiarazioni rilasciate da un tecnico anatomopatologo che ha pubblicamente ipotizzato che la frattura vertebrale riscontrata sul corpo di Liliana potrebbe essere stata causata da un errore umano durante le operazioni autoptiche. Le parole di questo operatore sanitario, apparse sulla stampa, hanno indignato la famiglia Resinovic, al punto che Sergio, visibilmente esasperato, ha definito l'uomo un fantoccio pericoloso, che dovrebbe essere allontanato immediatamente dal suo incarico. Intendo inviare una formale richiesta all'azienda sanitaria affinché si valuti l'immediato licenziamento di questo soggetto, ha dichiarato senza mezzi termini, annunciando l'intenzione di attivarsi nelle sedi opportune. Se davvero fosse avvenuto quanto egli sostiene, prosegue Sergio, e cioè che la frattura alla vertebra sia stata provocata da lui stesso, allora avrebbe avuto l'obbligo legale e morale di segnalarlo immediatamente, soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di un accertamento disposto dalla procura nell'ambito di un'indagine per un possibile omicidio. Perché tace fino ad ora? Perché decide di parlare solo dopo il mio esposto all'ordine dei medici? Chi o cosa vuole coprire con questo comportamento? Il fratello di Liliana poi rincara la dose, esprimendo il suo sdegno per il modo in cui il tecnico ha parlato della sorella, riducendo, a suo dire, la persona di Liliana a un oggetto svuotato di dignità e rispetto. Questo uomo, dice Sergio, si è permesso di parlare pubblicamente di mia sorella come se fosse un sacco di patate, divulgando alla stampa informazioni che, anche se vere, avrebbero dovuto essere condivise solo con gli inquirenti o con i suoi superiori. E invece sono giorni che leggiamo sulla stampa le sue esternazioni deliranti, mai corroborate da referti ufficiali, né da verbali né da relazioni scritte. Parla di dettagli che non poteva conoscere, di fatti mai documentati né riscontrati e che quindi, a rigor di logica, non esistono. Da qui l'inevitabile interrogativo che Sergio Resinovic rilancia con forza. Chi si vuole proteggere attraverso questa narrazione tardiva e sconcertante? A suffragare i suoi dubbi, Sergio ricorda che durante l'autopsia erano presenti diversi specialisti, compresi i consulenti tecnici di parte della famiglia, che non hanno mai segnalato anomalie di questo tipo. Il sospetto, afferma, è che si stia cercando di far passare come prassi normale un comportamento aberrante, quasi a giustificare che a Trieste i cadaveri durante le autopsie possano essere trattati come manichini da laboratorio, al punto da spezzare loro vertebre o altre ossa. Una cosa inaudita, inaccettabile. Per queste ragioni il fratello della vittima chiede l'intervento urgente degli ispettori ministeriali per fare chiarezza su quanto accaduto. È ora che il Ministero della Salute invii i suoi ispettori per indagare sulle tante troppe anomalie, omissioni e superficialità che hanno caratterizzato sin dall'inizio questo caso incalza. Sergio Resinovic, che già in passato ha presentato un esposto contro i due consulenti della procura che si occuparono della prima autopsia, ritiene che ci siano stati troppi errori tecnici, valutativi e procedurali che avrebbero potuto compromettere in modo irreparabile l'accertamento della verità. Ma il punto centrale per lui resta un altro. La lesione alla vertebra non può e non deve essere usata come elemento distrattivo. La questione della frattura vertebrale, spiega, è del tutto marginale rispetto alla causa della morte. Sul corpo di mia sorella sono stati riscontrati colpi e lesioni compatibili solo con un'aggressione da parte di terzi e sicuramente non compatibili con una semplice caduta. Lilly è stata picchiata. Subito dopo quell'aggressione è morta. Chi era con lei in quei momenti? È questo che dobbiamo scoprire. In un altro passaggio chiave delle sue dichiarazioni, Sergio Resinovic rivela di aver informato la procura dell'esistenza di un testimone in grado di riferire che, in un giorno preciso, nell'appartamento di Sebastiano Visintin, marito della vittima, era presente una persona estranea,
mentre Visintin stesso si trovava altrove. Mi domando, sottolinea, come sia stato possibile che quella persona entrasse in casa senza che ci fossero segni di effrazione. Chi, oltre a Liliana e al marito, possedeva le chiavi? Questo è un punto cruciale per comprendere le dinamiche di quel periodo. Secondo Sergio, dunque, la frattura vertebrale, reale o presunta, non è il cuore dell'enigma, che invece si anniderebbe in altri indizi finora sottovalutati o ignorati. Il cordino trovato con il corpo, le chiavi dell'appartamento, i messaggi cancellati dai cellulari, il comportamento dei testimoni. La verità, ne sono convinto, si trova altrove, conclude, e bisogna avere il coraggio di guardarla in faccia. L'unica speranza è che gli inquirenti finalmente chiudano il cerchio. Perché ogni giorno di attesa alimenta sospetti, produce fango, e per noi familiari tutto questo è diventato semplicemente insostenibile. Delitto di Nada Cella. In aula gli audio delle minacce dell'imputata alla criminologa. Nell'udienza odierna del processo per l'omicidio di Nada Cella, tenutasi presso la Corte d'Assise di Genova, sono stati presentati in aula i messaggi vocali contenenti gravi minacce che l'imputata Anna Lucia Cecere avrebbe inviato alla criminologa Antonella Delfino Pesce. Quest'ultima è la professionista che tra il 2017 e il 2019 ha riesaminato i fascicoli del caso, contribuendo alla riapertura delle indagini dopo quasi 30 anni dall'omicidio avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. Durante la sua testimonianza, la criminologa ha dichiarato di aver ricevuto minacce da parte di Cecere, tra cui «Se ti ripresenti qui il mio cane ti spappola viva e ti trascino per i capelli». Questi messaggi, diffusi in aula, hanno evidenziato un atteggiamento intimidatorio da parte dell'imputata nei confronti della testimone. La testimonianza di Delfino Pesce ha sottolineato l'importanza del suo lavoro nel riesame del caso, che ha portato alla riapertura delle indagini e all'attuale processo. L'udienza ha messo in luce non solo gli aspetti tecnici dell'inchiesta, ma anche le difficoltà e le pressioni affrontate da chi ha contribuito a far emergere nuovi elementi su un caso rimasto irrisolto per decenni. Il processo proseguirà con ulteriori udienze nelle prossime settimane, con l'obiettivo di fare piena luce sull'omicidio di Nada Cella e di accertare le responsabilità dell'imputata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.